Siamo qui con Stefani, un primo tempo giocato in gran parte in vantaggio sull'1-0, poi la Pumas ha rimontato, qualcosa non ha funzionato più come prima. Sì, secondo me abbiamo avuto degli episodi difensivi di distrazione, quindi concentrazione, che purtroppo abbiamo pagato durante la partita. Nonostante ciò, penso che la partita sia stata comunque una partita combattuta fino all'ultimo minuto. Sicuramente la Pumas è un avversario più che valido in questo campionato, un avversario preparato e pronto per queste partite di livello. Mi dispiace per aver perso i 3 punti, ma sono fiducioso nella squadra e che ci riprenderemo verso la fine del campionato, ad andare verso la fine del campionato. Quindi lotterete fino in fondo per attestarvi sulla terza, quarta posizione. Ovviamente lotteremo fino alla fine di questo campionato per assicurarci la migliore posizione per poi andare a giocarci i playoff, e ci rimangono ancora 3 partite e ovviamente vorremmo chiuderle a pieni punti.